Eder, Mech, Pallister. Certamente le indagini che stanno facendo, molto approfondite, secondo me stanno orientando verso un fatto lesivo procurato da terzi. Una caduta neppure, perché ad esempio le parti del volto più sporgenti, il naso, la punta del naso, non hanno nessuna lesività e le mani non hanno lesività da caduta. Si concilia perché le lesioni al volto sono tipiche di un'aggressione frontale fra due persone. La lesione alla vertebra può essere benissimo un meccanismo di torsione o di compressione che ha portato a questa lesività vertebrale. Io la blocco così e lei ha un movimento di torsione brusco. È chiaro che io le faccio fare un movimento con il collo, le lesività. Io per uccidere una persona devo mettere in atto una forza notevole e devo anche trazionare. Io penso che una sola persona sia in grado di produrre quelle lesività e di portare a morte col meccanismo asfittico. Può, in determinati casi, speriamo sia anche questo, darci una forbice temporale di produzione. Cioè noi possiamo dire, prima della morte, quanto tempo è stata inferta questa lesione. Oggi è il giorno in cui purtroppo per tutti noi lei è stata ritrovata qua. Lei era qua, in questo preciso posto. È stata abbandonata qua dai banditi, bastardi, maledetti. Sebastiano, hai passato un buon Natale? Io l'ho passato assieme ai soliti amici, quelli che andavamo con Liliana da anni. Dopo la morte della mamma di Liliana noi abbiamo sempre frequentato questi amici e il giorno di Natale eravamo sempre là. E quest'anno sono stato ospite loro, con la loro famiglia, da come come si sono comportati, come mi sono accolto bene, dai. Per i consulenti è omicidio. Guarda, è una cosa interessante questa, per cercare di capire e scoprire. Anch'io ho i miei consulenti e indubbiamente saranno loro a darmi queste risposte se verranno confermate, insomma, queste lesioni, queste cose. Cosa auguri all'assassino di Liliana? Ma io non posso capire, pensare che qualcuno abbia fatto volontariamente del male a Liliana. Io come uomo mi aspetterei dalla giustizia una condanna esemplare verso questo uomo, questa persona. Chi l'ha uccisa? Questo non lo so, La cosa, sono passati 3 anni, odio sarà sempre se eventualmente verrà fuori qualcosa e certamente è una cosa che resterà in me indelebile tutto il resto della mia vita. Eh sì, è molto probabile che ci sia stata una sola persona, anche perché non si tratta di un delitto premeditato, ma di una lite purtroppo degenerata in una colluttazione e quindi in un'aggressione in cui Liliana ha avuto la peggio. Quindi in questa prima fase sicuramente, probabilmente c'è stato un aiuto in una seconda fase di un eventuale spostamento del corpo e confezionamento di quella scena come un suicidio. Se c'è stato un malore, però poi quel confezionamento lì di quella scena come lo giustifichiamo? Poi ha dovuto comunque confezionare una scena, cioè ha dovuto inscenare questo suicidio. Sono chiaramente delle ipotesi. A mio avviso questo tipo di movimento si può fare anche da seduti, no? Ecco, magari a macchina ferma. Potrebbe essere accaduto anche fuori dalla macchina, prima di entrare in macchina, una volta scesi dall'auto. Non dimentichiamoci che la Procura di Trieste ha tentato di trasformare la morte di Lili in un suicidio, che è una cosa che grida vendetta al cielo, se vogliamo, mentre invece adesso emergono addirittura anche altre cose, tipo lei è stata pestata prima di essere uccisa, lei è stata uccisa, questo è un omicidio, motivo per il quale dovrà essere rifatto tutto dall'inizio. Io sono l'ultima ruota del carro, sono convinto che non vedrò l'epilogo di tutto questo, perché con l'età che ho, anche se viene individuato un eventuale colpevole, che non può non essere, perché se è un omicidio vuol dire che c'è un qualcuno che l'ha commesso o no. Se non è un suicidio, è un omicidio. Adesso, dopo 3 anni, si scopre che lei è stata pestata? Dopo 3 anni? Quando già allora si poteva vedere chiaramente che era successo quello che è successo. I moventi ci sono. Io dico, non si è voluto cercarli. I moventi, non il movente, i moventi non sono stati neanche sfiorati. Sarà ora che vengono presi in considerazione.
cordino è probabile che venga da casa sua. E lì è stato voluto far vedere che lei si è presa quelle cose da casa per andare a suicidarsi. Visto che suicidio non è, quelle cose sono state messe là da qualcuno o no? Domanda. Visto che lei era già morta, o da morta è andata a casa, si è presa cordino e buste? Domanda. Idiota, ma cioè, è una cosa veramente elementare, perché è stato voluto far vedere che lei se li è portati dietro. Se è un suicidio, se li è presa lei, giusto? Visto che suicidio non è, qualcuno li ha messi a corredo di tutto l'ambaradan che c'era lì o no? E bisogna trovare questo qualcuno. E questi oggetti vengono da casa di Liliana? Ma non è escluso, probabilmente sì, ma non spetta a me dirlo o provarlo. Questo è un fatto premeditato, è stato costruito a priori e non è stato commesso da una sola persona. Io dico due, l'ho detto dall'inizio, 3 anni fa io parlavo così e continuo a farlo, e almeno 2, ma meglio 3 che 2, e poi non solo, c'è perfino qualche regista fuori campo che ha insegnato, perché non è da poco aver insegnato tutta questa manfrina, è proprio veramente, cioè a parlare viene male allo stomaco. Quindi agisce una persona che sa di medicina, un medico o un infermiere. Può essere stata perfino, secondo me, non è lavoro fatto da 1 né da 2, forse neanche da 3. E per cui chi ha fatto tutto può essere stato consigliato da qualcuno che sa le cose meglio. Punto, puntini anzi, perché la storia continua. Sebastiano Claudio non ti sta molto simpatico. No, assolutamente no. Io comunque sono sempre rimasto scioccato dalla frase che ha detto Sterpin, Liliana si è sacrificata per salvare me. Che significato ha tutto questo? Sinceramente non l'ho sentita pronunciata da Claudio. No, è stato detto questo, mi è stato segnalato, per carità, io pubblicamente. Lui dice, Liliana si è sacrificata per salvare me. Non so, quindi non posso replicare su questo perché non ho mai sentito Claudio dire questo. Sicuramente il movente va individuato, non è che noi ce li scegliamo, no? Quindi per individuare un movente dobbiamo sicuramente andare ad approfondire la vita della vittima e attraverso un lavoro di autopsia psicologica va indagata la storia clinica, le relazioni amicali, professionali e capire gli scritti, i messaggi. Io posso dire che avendo analizzato e avendo fatto un lavoro di autopsia psicologica sulla vita di questa donna, posso dire che andando un po' a scandagliare le aree di criticità, le vulnerabilità, aree di conflitto, in realtà quello che emerge è che l'unica zona d'ombra era, l'unica anomalia, insomma passatemi questo termine, era questa relazione che Liliana aveva con Claudio e che non a caso muore in una settimana in cui doveva andare via, ma non perché noi vogliamo credere a Claudio, Claudio dice doveva andare via, perché è quell'imponente messaggistica che noi recuperiamo che ci restituisce una data, cioè in quella settimana in cui Liliana scompare cadeva la data del loro anniversario, cioè i 40 anni dalla loro prima volta che era il 19 dicembre. Bisogna andare sicuramente a capire cosa sia successo. È in quella data, in quel fine settimana che doveva andare via Liliana. Noi siamo assolutamente fiduciosi. Sicuramente sono accertamenti complessi, per cui sicuramente noi riteniamo che Liliana sia stata purtroppo vittima di un'aggressione ed a cui è seguita la morte. Io l'unica cosa che ho, questo rammarico forse di essermi accorto o diciamo in Liliana qualcosa di diverso. Io ho visto un po' Liliana diversa dal solito, però ho pensato da quando lei è andata in pensione si è trovata un po' in difficoltà lei andava sempre a trovare questi ex colleghi. Tutte le strade portano a Roma, ma portano anche in via Verrocchio? Questo era un percorso che lo facevamo noi durante il Covid, per muoverci un pochino, perché parte proprio da casa nostra, vai su, fai 20 metri, entri in questo vialotto e poi arrivi fino lì dove c'è la piscina.
Innanzitutto è improbabile che Liliana possa aver preso un mezzo perché lei non aveva il Green Pass, era periodo di Covid, ricordiamolo, non aveva il Green Pass e non aveva i documenti. Poi Liliana deve essere ritornata a casa, ma poi è dovuta riuscire da quell'abitazione, quindi possibile che nessuna telecamera poi la riprende, cioè nella prima uscita la vediamo, poi lei ritorna a casa, non viene ripresa, prenderebbe la scorciatoia, poi deve uscire perché ricordiamoci che Liliana è stata trovata morta fuori casa. Noi abbiamo traccia di Sebastiano fino alle 9:02, dopodiché nessuna telecamera lo riprende più, nessuna telecamera è stata presa lì dove c'è il magazzino in via Donadoni, no? Giusto? No, Fino alle col 9. percorso tra nel Dopodiché suo non si sa più laboratorio nulla che voi di non lo nessuno. volete dentro. Quando si parla di indagini, insomma, condotte in maniera superficiale, quei minuti, no, che dovevano essere caricati sulla telecamera della scuola di polizia, beh, noi abbiamo chiesto una verifica perché in realtà la procura dice che vanno aggiunti quei 5 minuti ma non ci dice quale criterio ha utilizzato e abbiamo chiesto anche di verificare l'orario del bus, quindi insomma va verificato tutto. Stringere la mano a Sebastiano, ma assolutamente no, prima chiedere scusa a Liliana, a me la mano non la dà nessuno, ma una persona simile. Io sono una persona rispettabile, posso andare a testa alta, dove voglio, lui non lo potrà più fare, se lo sta già facendo adesso. Se ne stia, adesso sta zitto, davanti alle casillas, le telecamere non ha coraggio di parlare, che se vuole confrontarsi con me, così stando zitto. Tu devi guardare chi vicino a te. Ma io ho guardato, Ecco, guarda sono 3 vicino a anni te. che guardo negli Guarda, occhi guarda, e guarda. tu non guardi mai nessuno Va bene, negli va occhi. bene. Tu stai a testa bassa perché non hai coraggio. Io Perché ho non hai figurati. parlato con me dall'inizio? Adesso vuoi parlare con me? Hai Che hai la parlato coda di con paglia. Con Steppin. Certo, finché vivo, Bella gente, finché bella gente. vivo. Lei ha avuto la fortuna di avere un marito meraviglioso. Non parlare di mio una- marito. Io parlo Non di sei tuo degno marito. Io di parlo di tuo nominarlo. marito. Non sei perché degno di era- nominarlo. Era un uomo non sei degno di eccezionale. nominarlo. Poi fa sempre così, vedi? Vedi come ti compra. Nessuno, Compra, ti Silvia, fa le no. moine. Ma no, Lui fa con tutte le donne così, ma con me non attacca. Ho sempre detto questo, guardate che ultimamente Liliana era un po' diversa, un po' così taciturna. Sì. Se le sono, io penso, accorti un po' tutti, anche i familiari, penso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.